Agrigento sportiva in trasferta. Da un lato l'Acragas sarà impegnata sul campo del Taranto e dall'altro la Fortitudo Moncada che giocherà a Rieti. Si tratta di due appuntamenti visti con particolare interesse dall'una e dall'altra parte, in quanto all'Acragas l'incontro con il Taranto assume il sapore del dentro o fuori, visto che un risultato positivo darebbe ossigeno per la salvezza, mentre un risultato negativo, facendo i dovuti scongiuri, aprirebbe scenari drammatici. Per fortuna, almeno sulla carta, l'Acragas dovrebbe cavarsela a Taranto. La partita, lo ricordiamo, avrà inizio alle 14:30, dopo che è stata accolta la richiesta dei biancoazzurri di anticipare l'orario. Come è noto, non ci sarà Salvemini, che per infortunio ha dovuto lasciare il ritiro all'inizio della settimana, e non ci saranno neppure Pane e Pezzella. Mentre ad Agrigento si gioca l'altra partita, quella societaria, che tiene in apprensione la tifoseria biancoazzurra. In città, come abbiamo detto ieri, si trova il presidente onorario Marcello Giavarini, accolto con entusiasmo perché la stragrande maggioranza dei tifosi sa cosa Giavarini ha fatto per avere il calcio professionistico ad Agrigento. La nuova società dovrebbe venire fuori dalla riunione del Consiglio di amministrazione che dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. Tornando alla Fortitudo, c'è da dire che le dure parole del presidente Moncada riguardo l'incontro di Coppa Italia con il Bologna hanno riscaldato l'ambiente e spronato la squadra. Le parole del presidente, ha detto il coach Ciani, devono servire da stimolo partendo da Rieti. All'andata, dopo la sofferenza iniziale, abbiamo avuto la meglio.